We now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. Mother so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è l'appuntamento settimanale di Radio Libertà dedicato agli Stati Uniti d'America. Cominciamo subito con una delle tantissime notizie importanti che hanno coinvolto gli Stati Uniti, ovvero Donald Trump che compra la Tesla rossa, una Tesla rossa per supportare Elon Musk e proprio Tesla che ha avuto delle difficoltà nel mercato azionario. Infatti, dopo l'evento che ha organizzato Donald Trump alla Casa Bianca, le azioni di Tesla sono immediatamente salite. Ma andiamo avanti con le notizie, sempre con Donald Trump che ha minacciato su il proprio social Truth con un post i terroristi che stanno imperversando in questo periodo storico lo Yemen e le coste dello Yemen, con gravi problemi proprio per i trasporti marittimi che sono importantissimi perché è una delle zone fondamentali per il commercio. Con il post sui social, Donald Trump ha dichiarato che il tempo per i terroristi di questo gruppo terroristico yemenita è finito e che gli attacchi devono fermarsi subito, a partire dal giorno stesso della pubblicazione del post. E se non finiscono questi attacchi, l'inferno pioverà su di loro come niente che abbiano poi visto nella loro vita. E ha intimato anche allo stesso Iran di fermare il supporto a questi terroristi per supportare la pace, chiamiamolo così, e anche un grande problema: non deve l'Iran recare disturbo e difficoltà e minaccia ovviamente anche agli americani. Cosa è successo poi? Ovviamente questo gruppo terroristico non ha rispettato l'ultimatum di Donald Trump e il presidente ha ordinato una serie di bombardamenti proprio sulle basi militari e civili di questo gruppo terroristico. Infatti vi sono anche i video sui social della Marina militare statunitense che manda aerei, che mandano missili proprio contro le basi degli yemeniti. Tra l'altro con una foto sui social di Donald Trump in polo e col cappellino Make America Great Again di fianco ai propri consiglieri militari per osservare ovviamente il bombardamento, il coinvolgimento americano militare nella zona. Un Donald Trump, tra l'altro, che continua anche la propria battaglia politica per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Il proprio vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che secondo lui in 6 settimane hanno messo quasi fine a tutti i problemi legati all'immigrazione per quanto riguarda i confini degli Stati Uniti, sia quindi con il Canada, per cui ci sono state anche quelle minacce, chiamiamole così, quelle politiche sia al Messico sia allo stesso Canada, con un Canada che a quanto sembra e a quanto abbiamo visto più volte ha cercato di scendere a patti con il presidente degli Stati Uniti, giustamente. Perché? Perché purtroppo, come dicevamo anche nelle scorse puntate, proprio dal confine con il Canada tanti immigrati irregolari sono riusciti a passare senza problemi per poi entrare nello stato a stelle e strisce. Il Messico pure purtroppo ha dalla sua che è completamente quasi controllato da i narcotrafficanti che riescono anche a resistere agli assalti militari delle truppe regolari, quindi sono narcotrafficanti che hanno il potere di poter far passare il confine tra il Sud America
e il Messico, ma anche far arrivare senza problemi gli immigrati irregolari proprio al confine con gli Stati Uniti. Ovviamente anche la questione della Groenlandia, che avete visto con le ultime elezioni, ha vinto un partito di destra che cercherà la collaborazione con Donald Trump, sembra, con la Groenlandia, che è importantissima per gli americani. Donald Trump parla addirittura di comprarla, ma non credo che sia il fine voluto proprio dagli stessi groenlandesi, perché parliamo della vittoria di un partito indipendentista che probabilmente spererà anche di poter usufruire di tanti vantaggi economici dettati proprio dalla zona della Groenlandia, perché è importantissima quella parte proprio per i commerci, proprio per la presenza marittima di tutte le superpotenze in questo momento mondiali, ovvero Russia, Cina e proprio Stati Uniti, ed è fondamentale quindi per gli Stati Uniti poter controllare quel pezzo, chiamiamolo così, di terra e soprattutto abbiamo visto un Donald Trump discutere con il segretario della NATO Mark Rutte, e lo stesso Rutte ha dichiarato che la Groenlandia e il suo bacino marittimo deve essere assolutamente protetto e bisogna evitare in tutti i modi l'estendersi dell'influenza sia russa sia cinese nella zona. Quindi un Donald Trump che con la mossa della Groenlandia, come dicevamo anche in questa rubrica più volte, era soprattutto una mossa economica e di sicurezza nazionale. Andando avanti con le notizie, sono arrivate poi anche con i bombardamenti, sono arrivate poi anche le notizie per quanto riguarda i possibili morti, sempre nello Yemen. Circa 31 persone sembra che siano state uccise perlomeno. Parliamo di una situazione veramente molto, molto difficile, anche perché l'Iran ha dichiarato in risposta all'ultimatum di Donald Trump che la Casa Bianca non può in nessun modo decidere la condotta nella politica estera di un altro Stato sovrano. Quindi andando avanti con un ennesimo scontro fra Stati Uniti e Iran, rimanendo invece nella politica interna statunitense, ci sono state tante espulsioni di massa in questo momento dagli Stati Uniti. Perché? Perché vi sono state tante proteste all'interno delle università, come ad esempio la Columbia, che hanno continuato all'interno della Columbia le proteste. Questo ovviamente ha messo in difficoltà lo svolgimento regolare delle lezioni. Ricordiamo sempre che le rette negli Stati Uniti ad ogni semestre arrivano anche nelle università federali, quindi il modello più vicino alle nostre università statali, con rette che arrivano a circa decine di migliaia di dollari. Parliamo anche di una Columbia che ha punito i trasgressori questa volta. Tutti gli occupanti dell'università in questi ultimi giorni ha annunciato la stessa università che saranno puniti. Parliamo anche di studenti che sono quindi anche espulsi, soprattutto se studenti internazionali, proprio perché ritenuti aggressivi, pericolosi, perché hanno violato insomma anche il patto che ci dovrebbe essere verso gli Stati Uniti che ti ospitano, e in più sfruttando anche la legge per quanto riguarda l'antisemitismo, sono stati anche descritti come nemici di una minoranza religiosa. Uno studente chiamato Mohamed Khalil è stato arrestato. Perché vi dico questo? Perché in questo momento è ritenuto un attivista proprio di queste proteste contro gli Stati Uniti, contro Israele, e per cercare, a suo dire, di mettere luce su quanto succede proprio nella zona della Palestina, ma non solo. Questo ragazzo
sia anche imposto nel dibattito pubblico anche per quanto riguarda le espulsioni di massa di questi immigrati irregolari, e quindi parliamo di una persona molto, molto controversa e molto polarizzante. Tanti ragazzi, studenti americani hanno protestato nelle università proprio a suo favore, ergendolo come simbolo, ma hanno cercato anche circa 100 persone di occupare la Trump Tower proprio a Manhattan questo giovedì. Parliamo quindi di una protesta a tutto spiano, probabilmente anche di tanti studenti internazionali che non vogliono vedersi il visto negato così facilmente, ma è anche vero che probabilmente stanno anche abusando un po' dell'ospitalità degli stessi Stati Uniti. Andando avanti, tra l'altro, rimanendo sempre nella tematica dell'immigrazione, gli Stati Uniti sono riusciti a deportare i tanti immigrati irregolari del Sud America, soprattutto venezuelani, a El Salvador e anche in altre zone del Sud America, grazie sempre alla legge del 1798, quella dedicata proprio all'espulsione di elementi alieni agli Stati Uniti e all'utilizzo anche delle forze armate per espellere chiunque potesse mettere in difficoltà la sicurezza nazionale, nonostante l'ordine di tanti giudici, perché a seconda poi dello Stato tanti giudici sono espressi a sfavore proprio di queste espulsioni di massa, e anche del giudice federale. Quindi una legge che è riuscita a bypassare, possiamo dire così, a intercedere, a prevalere legalmente sopra la volontà, sopra la decisione di un giudice federale. Parliamo quindi di un'importante, anche questa, possiamo chiamarla così, vittoria dell'amministrazione Trump, che in tutti i modi, sempre rimanendo, sembra, nella legalità, riesce a mantenere le proprie promesse elettorali. Tanti poi stanno firmando, tanti che probabilmente sono studenti, ma anche immigrati regolari, stanno firmando, che gli irregolari ovviamente sarebbero subito deportati, ma tanti immigrati irregolari stanno firmando per varie associazioni legate proprio ai diritti civili, proprio per evitare la possibilità che nonostante la green card, nonostante il visto lavorativo, possano poi essere espulsi dal suolo a stelle e strisce. È importante poi che tanti immigrati siano poi stati mandati, diciamolo in maniera molto volgare, proprio nella prigione di massima sicurezza dell'El Salvador. Perché è importante El Salvador? In questo momento sta cercando di mettere fine alla questa propria reputazione che è stata macchiata da tante gang molto violente a El Salvador, e il presidente Bukele è stato molto vicino, tra l'altro, alle persone della destra mondiale, un presidente che ha cercato, tra l'altro, di investire sui bitcoin, sulle criptovalute, che lo stesso Trump ora sta cercando di regolamentare e di promuovere. Quindi parliamo di un presidente che è vicino per tantissime tematiche proprio con il presidente degli Stati Uniti, ma lo stesso Bukele si è proposto di ospitare e di poter quindi ottenere anche un compenso economico proprio per tutti gli immigrati irregolari appartenenti alla gang venezuelana Tren de Agua, per poterli poi imprigionare per il tempo che meritano. Parliamo di una gang molto, molto violenta, e parliamo di un presidente che sta diventando famoso. Infatti, se uno visita El Salvador può visitare queste prigioni di massima sicurezza. Sta diventando famoso proprio per cercare a suo modo di far finire un problema veramente grave per la propria sicurezza nazionale.
E andando avanti con le notizie, un'amministrazione Trump, tra l'altro, che è riuscita anche ad avere l'appoggio di una corte federale proprio per quanto riguarda il divieto di leggi dedicate proprio alla diversità, all'inclusione e all'uguaglianza, che erano state proprio capi principe delle amministrazioni Obama e Joe Biden, criticate dai repubblicani americani perché permettevano l'assunzione in settori critici proprio a lavoratori che magari non avevano le qualifiche in quel momento per accedere a questi lavori molto importanti, molto vitali. Come è successo tra l'altro nel settore dei trasporti, soprattutto quello dedicato agli aerei. Ma il problema del settore dei trasporti americano con Boeing, che sta avendo da anni problemi, ne abbiamo parlato anche su questa rubrica, la stessa Boeing che con i propri whistleblower, quindi con i propri informatori, chiamiamoli così, segreti, che poi in realtà segreti non sono perché molti sono usciti allo scoperto, i tanti che sono usciti allo scoperto poi sono stati trovati misteriosamente senza vita. Quindi parliamo di una Boeing molto, molto in difficoltà e lo stesso settore, scusate, dell'aviazione americana sta mostrando tante crepe, con l'aereo dell'American Airlines che proprio il 14 marzo ha avuto un incendio all'interno proprio del proprio abitacolo, il motore ha preso fuoco e i passeggeri sono stati costretti ad evacuare. American Airlines non è una delle tantissime compagnie locali americane che sono a basso costo, che volano all'interno dello Stato americano, però sono a basso costo come Spirit Airways e altre ancora minori, ma American Airlines dovrebbe essere una delle compagnie stile Alitalia, portabandiera. Parliamo quindi di una situazione molto molto complicata. Ma andando avanti sempre per quanto riguarda la politica interna, sempre per quanto riguarda l'amministrazione Trump e ciò che Trump ha cercato di promettere durante la propria campagna elettorale, con quest'ultima notizia e poi vi saluto, Trump sta provando a intervenire proprio sulla cittadinanza per quelli che nascono sul suolo americano, quindi lo ius soli statunitense molto famoso. Un Donald Trump che ha chiesto alla Corte Suprema proprio di intervenire. E con quest'ultima notizia, che può essere anche interessante per quanto riguarda il dibattito italiano proprio su queste tematiche, il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione e una buona giornata a tutti. We attempted to form a strong political